Operazione Weserübung è la definizione data in ambito militare tedesco alle fasi iniziali dell'invasione della Norvegia e della Danimarca, avvenuta il 9 aprile 1940. L'obiettivo militare dell'operazione era l'occupazione dei porti norvegesi, per prevenire un eventuale blocco degli stessi da parte dell'Inghilterra e per assicurare all'industria bellica tedesca il rifornimento di minerale ferroso che dalle miniere di Kiruna, in Svezia, arrivava a Narvik. Ai pianificatori dell'operazione, comandati dal generale Nicolaus von Falkenraust, l'occupazione della Danimarca, in quanto transito alternativo per il materiale, sembrava inevitabile. Il progetto Lebensborn è fortemente collegato a questa operazione militare, che permise l'inizio dell'occupazione tedesca della Scandinavia. Dopo la fine dell'operazione ad est contro la Polonia, avvenuta il 6 ottobre del 1939, Adolf Hitler aveva lanciato dei messaggi di pace alla Francia e al Regno Unito, le quali, a seguito dell'invasione della Polonia, avevano consegnato alla Germania rispettive dichiarazioni di guerra, ma le proposte tedesche furono decisamente respinte dai primi ministri Edouard Daladier e Neville Chamberlain l'11 e il 12 ottobre. Il periodo che seguì vide una preparazione da ambedue le parti per l'inizio di un'offensiva terrestre tedesca sul fronte occidentale, preparazione che fu tuttavia priva di significative operazioni, tanto da essere passata alla storia come la finta guerra. Il Consiglio Supremo Alleato decise di presidiare la linea Mosa-Anversa, in caso di attacco tedesco attraverso il Belgio. La Germania, con la direttiva numero 6 del 6 ottobre del 39, stabilì i piani di invasione della Francia, utilizzando la medesima strategia messa in atto durante la Prima Guerra Mondiale, ossia la violazione della neutralità del Belgio e dei Paesi Bassi, piani che vennero tuttavia scoperti dall'autorità belga il 10 gennaio del 40, a seguito di un incidente aereo che permise il recupero dei documenti segreti relativi al cosiddetto caso giallo. Tuttavia, anche di fronte a questo importante ritrovamento, il Belgio non permise alle truppe inglesi e francesi l'attraversamento del confine, per non offrire un casus belli alla Germania. A metà di gennaio del 40, Hitler decise, a causa delle difficoltà e del tempo necessario per spostare le divisioni e per la formazione di nuove unità corazzate, di rimandare alla primavera l'attacco ad Occidente. Contemporaneamente, sia gli alleati che la Germania cominciarono a pensare a un attacco alla penisola scandinava, i primi per impedire ai mercantili tedeschi di costeggiare in sicurezza la Norvegia, rendendo difficoltoso l'approvvigionamento del ferro e del nickel provenienti dalla Svezia e dal nord della Norvegia, nazioni che avevano chiaramente manifestato la propria neutralità al conflitto, mentre seconde intesero sia assicurarsi la protezione delle rotte navali, sia garantirsi dal pericolo che sarebbe derivato da un'occupazione britannica della Norvegia. Il casus belli avvenne il 16 febbraio, a seguito dell'incidente dell'Altmark. Il vascello tedesco Altmark venne abbordato nello Josingfjord, ossia in acque territoriali norvegesi, dal cacciatorpediniere inglese HMS Cossack, che, grazie alla sua azione, permise la liberazione di circa 300 prigionieri inglesi che si trovavano sulla nave, causando la morte di 7 marinai tedeschi. Alle proteste della Norvegia per la violazione delle sue acque territoriali, l'Inghilterra rispose lamentando l'atteggiamento miope del governo di Oslo, mentre il Führer accusò apertamente il paese scandinavo di connivenza con gli inglesi, a dispetto dei loro propositi di neutralità, decidendo definitivamente di dare il via all'operazione Weserübung, l'attacco alla Norvegia passando attraverso l'occupazione della Danimarca, le cui direttive furono preparate il 19 febbraio e completate ai primi di marzo. Il 13 marzo ebbe termine la guerra d'inverno tra Finlandia ed Unione Sovietica, mentre in Francia e in Inghilterra avvennero importanti cambiamenti in seno ai rispettivi governi. In Francia, il 20 marzo, Paul Reynaud divenne il primo ministro al posto di Édouard Daladier, formando un governo di guerra. Ed in Inghilterra, il 3 aprile, Winston Churchill venne chiamato a presiedere il Comitato dei Ministri di Difesa. In precedenza, il 28 marzo, il comando interalleato aveva ordinato di minare le acque costiere norvegesi e di occupare dal 5 aprile i porti della Norvegia occidentale, ed il futuro primo ministro inglese ottenne il consenso del governo per la posa delle mine nelle acque della Norvegia. Ai primi di aprile la situazione iniziò a delinearsi. Un contingente anglo-francese, originariamente organizzato per un aiuto mai realizzatosi alla Finlandia per il suo conflitto contro l'Unione Sovietica ormai conclusosi, salpò il giorno 7 alla volta della Norvegia, ed il giorno dopo gli alleati informarono il governo di Oslo dell'avvenuta posa delle mine nelle sue acque. Il 6 aprile i primi contingenti tedeschi, a bordo di mercantili debitamente camuffati, avevano cominciato a dirigersi verso i porti norvegesi. Anche se l'esercito danese era stato avvisato dell'attacco, il permesso di preparare posizioni difensive venne negato,
Il governo di Copenaghen non volle dare ai tedeschi alcuna risposta diplomatica. Il 9 aprile del 1940, alle 5:20 precise, ora 4:20 danese, l'inviato tedesco a Copenaghen svegliò il ministro degli esteri del paese per presentare al governo danese un documento in cui si offriva alla Danimarca la protezione del Reich, offerta che in realtà non prendeva in considerazione la possibilità di un rifiuto. Le truppe tedesche iniziarono l'invasione dei due paesi alle 5:20 del 9 aprile. Del corpo di spedizione, comprendente 7 divisioni di fanteria, 2 divisioni di montagna, un corpo d'armata aereo, più un grande dispiegamento navale, 2 divisioni di fanteria sotto il generale Leonard Kopisk, furono destinate all'invasione della Danimarca. Le 2 divisioni, partendo dall'istmo di Schleswig-Holstein, punto di congiunzione dei due paesi, avanzarono rapidamente nella penisola dello Jutland, prendendo possesso del territorio dei porti, mentre la capitale Copenaghen, sita nella maggiore delle isole dell'arcipelago danese, nella regione di Ovestaden, fu occupata poche ore dopo lo sbarco del contingente tedesco. Re Cristiano X di Danimarca, informato la mattina stessa dell'invasione dal proprio ministro degli esteri di un'offerta redatta dal ministro Joachim von Ribbentrop da parte della Germania di una protezione da parte del Reich che avrebbe dovuto garantire l'indipendenza e la neutralità del paese, firmò la capitolazione della Danimarca di fronte al generale Kurt Immer alle ore 14 del 9 aprile, ritenendo insensata una resistenza che avrebbe certamente portato inutili lutti e distruzione al paese. L'unico parziale diniego fu espresso dal generale William Wynt Prior, ministro della difesa e capo delle di fatto inesistenti forze armate danesi, ma sia il re che gli altri membri di governo evitarono di proclamare una mobilitazione generale. L'invasione della Danimarca si realizzò di conseguenza senza opposizione militare e senza spargimento di sangue, con solo qualche isolata sparatoria che causò in totale 16 morti e 20 feriti da parte danese e 20 feriti da parte tedesca. Il trattato di pace che intercorse tra la Danimarca e la Germania consentì al re Cristiano e al suo governo di rimanere in carica, col solo ambasciatore tedesco a rappresentare gli interessi del Reich, con l'unica condizione reciproca di non compiere atti ostili contro le forze di occupazione da parte dei civili danesi e di non violare i diritti costituzionali danesi da parte degli occupanti. Di grande significato per il popolo danese fu la scelta da parte del re di non prendere la via dell'esilio, diversamente da quanto accaduto successivamente in Norvegia e nei Paesi Bassi. La sua presenza costante, rappresentata dalle sue quotidiane passeggiate a cavallo per le vie della capitale, divenne un simbolo del silenzioso atteggiamento passivamente ostile dei danesi. Negli anni che seguirono, tuttavia, l'atteggiamento dei danesi iniziò a mutare. Nell'estate del 43, il comandante delle forze di occupazione, il generale Hermann von Hanneken, segnò un crescente numero di sabotaggi nei cantieri navali e, dopo l'ordine da parte delle autorità tedesche di far sorvegliare gli operai delle guardie armate, nacquero spontanei una serie di scioperi che ridussero sensibilmente l'attività produttiva e l'ostilità verso le forze d'occupazione culminò nell'attentato alla sala delle rappresentazioni di Copenaghen, fatta esplodere poche ore prima che venisse adibita da alloggio per i soldati tedeschi. Questo evento causò l'imposizione del coprifuoco, della legge marziale, che sarebbe stata mantenuta fino alla liberazione del paese avvenuta nel maggio del 45, e la deportazione in campi di prigionia dei sospetti, e, a seguito di un'aggressione ai danni di un ufficiale tedesco e del conseguente rifiuto da parte dei danesi di consegnare i colpevoli, i tedeschi assunsero il controllo di tutte le principali installazioni civili del paese ed il re fu posto agli arresti domiciliari. Ci fu anche un tentativo da parte dei tedeschi di impadronirsi nella piccola flotta danese, ancorata nel porto di Copenaghen, ma 29 navi furono autofondate ed altre 13 ripararono in porti svedesi neutrali. Ben diversa fu la campagna di Norvegia, che impegnò le forze contrapposte fino al mese di giugno. Prima che la guerra divampasse in Polonia e poi Finlandia, ad opera della Germania e dell'Unione Sovietica, il punto di vista di molti norvegesi era che, in caso di guerra, un paese così vasto e abitato solo da 3 milioni e mezzo di abitanti non sarebbe stato in grado di difendersi. Molti confidavano nel dominio dei mari della Gran Bretagna, nazione tradizionalmente amica della Norvegia. Durante la guerra d'inverno vi fu una parziale concentrazione di truppe nel nord, presso i confini sovietici. Le forze armate norvegesi erano tuttavia fortemente preparate. Ben lo intuiva Winston Churchill, che già nel settembre del 39 consigliò di minare gli imbocchi dei porti norvegesi per impedire il traffico di minerali ferrosi provenienti dalla Svezia, ricevendo un netto rifiuto da parte del governo inglese, che non poteva violare la neutralità della Norvegia. Nel febbraio del 40 si verificò l'incidente dell'Altmark, abbordata dal cacciatore baleniere Kozak.
La neutralità delle acque territoriali norvegesi venne così violata prima dai tedeschi e poi dai britannici. L'azione, voluta direttamente da Churchill, creò un clima incandescente nell'opinione pubblica norvegese, a causa della violazione eclatante della neutralità della Norvegia. Entrambi i belligeranti giunsero alla conclusione che non si poteva contare sulla Norvegia affinché difendesse la propria neutralità in armi in pugno, e che l'avversario fosse intenzionato a violarla ancora. L'ammiraglio Darlan disse: «Resta il fatto che il problema delle forze a sbarcare per impedire ai norvegesi di dragare le mine posate con tanta disinvoltura nelle loro acque territoriali non fu trattato, e neppure quello della reazione che bisognava aspettarsi. Sarebbe temerario supporre che la Germania assista passivamente al nostro intervento nelle acque norvegesi». A febbraio Hitler sollecitò l'accelerazione dei preparativi dell'operazione Visierübung. Il generale Nikolaus von Falkenraust, incaricato direttamente dal Führer, mise a punto un piano molto complesso, che risulta essere stato la prima operazione combinata della storia militare moderna. Il piano prevedeva il massiccio impiego dell'aviazione e della marina. La prima avrebbe dovuto annichilire la resistenza norvegese ed assumere, mediante i paracadutisti, il controllo degli aeroporti e di alcuni punti nevralgici del territorio norvegese. La seconda avrebbe fornito i mezzi e la scorta per le truppe da sbarcare nei principali porti della Norvegia, da Narvik a Oslo. Nella notte fra il 7 e l'8 aprile i tedeschi si mossero per accerchiare la Norvegia. Erano previsti sbarchi di truppe via mare nei centri vitali del paese, lanci di paracadutisti e attacchi aerei che scoraggiassero in anticipo ogni volontà di resistenza. La motivazione ufficiale tedesca era quella di salvare la Norvegia dagli invasori inglesi. Le forze alleate si erano effettivamente mosse, anche se con notevole ritardo, per controbattere la nuova aggressione tedesca, che diede un taglionetto alla finta guerra combattuta in questi mesi di relativa calma. In merito a queste problematiche, il Consiglio Supremo Interalleato aveva infatti deciso il contemporaneo sbarco di truppe, con la consapevolezza che il giorno seguente i tedeschi avrebbero reagito. L'operazione Wildfred, la posa delle mine, fu posticipata all'8 aprile, e al 9 aprile lo sbarco nei porti di Narvik, Trondheim, Bergen, Stavanger. Vennero impiegati incrociatori Devonshire, Berwick, York, Glasgow, porto di partenza, Rosyth. Il grosso delle forze di superficie della Kriegsmarine era in navigazione per scortare i trasporti truppe. Una grossa formazione navale diretta a nord comprendeva gli incrociatori da battaglia Scharnhorst e Gneisenau, di scorta 10 cacciatorpediniere che imbarcavano un reggimento della terza divisione di montagna, destinato a Narvik. Un altro gruppo, guidato dall'incrociatore pesante Hipper e forte di 4 caccia, era diretto a Trondheim. Queste navi vennero avvistate il 7 aprile da aerei britannici. La stessa sera unità dell'Home Fleet salparono per intercettarle. Il cacciatorpediniere Glomworm, allontanatosi per cercare un uomo gettato in mare da un'ondata, intercettò per caso la formazione dell'Hipper, inizialmente i suoi caccia di scorta Z-11 e Z-18. Il suo comandante Rupp dapprima attaccò coi cannoni il cacciatorpediniere, ma finì sotto il tiro della Hipper. Alla quarta salva il cacciatorpediniere venne centrato. Cercando di proteggersi dietro una cortina fumogena, il Glomworm si avvicinò all'incrociatore, ma il tiro dei tedeschi era radar diretto e quindi non venne influenzato dal fumo. Alle 10:10, all'uscita dal fumo, il caccia finì sotto il tiro dei cannoni da 105 mm, che ne devastarono la sovrastruttura, ma ad 800 metri lanciò una salva di siluri da uno dei suoi impianti. I siluri andarono a vuoto, perché il comandante dello Hipper, capitano Haie, tenne sempre la prua verso il caccia inglese, per minimizzare il bersaglio offerto. Il comandante Rupp, tentando di silurare dal secondo impianto lanciasiluri l'incrociatore, fece virare il caccia, ma lo Hipper lo seguì nel fumo, e con la nave semidistrutta dal fuoco dei cannoni da 203 mm dell'avversario, Rupp non esitò a speronare la grande nave tedesca, danneggiandola lungo la fiancata vicino alla prua. Il Glomworm affondò per l'esplosione delle caldaie alle 10:24. Lo Hipper imbarcò quasi 500 tonnellate d'acqua e proseguì verso Tonderheim, ed al rientro finì nel bacino per 2 settimane di riparazioni. Il comandante Rupp venne decorato con la Victoria Cross alla memoria. Il giorno 8 il sommergibile polacco Orp-Orzel affondò il trasporto truppe a Rio de Janeiro. Gli altri gruppi navali tedeschi erano composti dagli incrociatori leggeri Colonne e Königsberg, con torpediniere e unità ausiliare, verso Bergen, dall'incrociatore leggero Karlsruhe, diretto con varie torpediniere a Kristiansand, e una grossa formazione composta dalla corazzata tascabile Lützow, dagli incrociatori Blücher ed Emden, e da mezzi da sbarco diretti verso Oslo.
Il gruppo destinato a Narvik risalì l'Ofotfjord e non ebbe difficoltà a sbarazzarsi delle vecchie unità costiere norvegesi della classe Norge che difendevano il porto, sbarcando regolarmente le sue truppe il 9 aprile, dopo aver ottenuto la resa della guarnigione locale. A Trondheim il gruppo dell'Ypper superò combattendo il fuoco di alcune batterie costiere. A Bergen le batterie norvegesi riuscirono a danneggiare il Königsberg e una nave ausiliaria, prima che gli invasori riuscissero a sbarcare. A Kristiansand, dopo aver inizialmente respinto gli invasori, le batterie scambiarono le navi tedesche per unità francesi, lasciandole passare. Nel frattempo, con la capitolazione danese, la Luftwaffe poté usufruire quasi immediatamente dell'aeroporto di Aalborg, cosa che le permise una notevole riduzione delle distanze ed una continua presenza sui cieli norvegesi. Il gruppo navale che sarebbe dovuto entrare a Oslo venne inaspettatamente respinto. Giunto a 2/3 dell'Oslofjord, venne investito dalle cannonate e dai siluri della fortezza di Oskarborg, il cui comandante, il 65enne colonnello Erkindsen, si era assunto la piena responsabilità dell'azione. Il Blucher venne colato a picco, senza poter reagire, e le altre unità invertirono la rotta tornando verso il mare aperto. L'11 aprile, inoltre, la Lutzow venne silurata da un sommergibile britannico, mentre il Königsberg venne affondato da bombardieri in picchiata a scua decollati da Scapa-Flow. Le unità britanniche inviate a nord affondarono in più riprese i 10 cacciatorpediniere che avevano sbarcato il contingente tedesco a Narvik, con l'intervento di caccia e della corazzata Warspite. Gli inglesi persero 2 caccia. Queste pesanti perdite navali non impedirono ai tedeschi di attestarsi nelle teste di ponte conquistate e cominciare l'avanzata nell'interno. L'esercito norvegese, del tutto impreparato al momento dell'attacco tedesco, riuscì a mobilitarsi solo parzialmente. L'assunzione del comando supremo da parte del generale Otto Ruge troncò ogni dubbio sul fatto che i norvegesi avrebbero resistito ad oltranza, ma molte unità avevano abbandonato i loro depositi in mano ai tedeschi ed erano a corto di equipaggiamento pesante. L'aiuto fornito dagli alleati fu tardivo e del tutto insufficiente. Mentre i tedeschi, grazie al controllo di numerosi porti norvegesi e di quasi tutti gli aeroporti militari, fecero affluire immediatamente nuove forze. Il 15 aprile forze britanniche sbarcarono nel nord, presso Harstad. Il giorno successivo vi furono altri sbarchi nel fiordo di Namsos, mezza brigata di Chasseurs Alpins francesi, e presso le città di Andanisnes e Molde. Le difficoltà sul terreno per le truppe alleate si manifestarono subito, sia per la mancanza di un adeguato equipaggiamento pesante, sia per il completo dominio dei cieli da parte della Luftwaffe, che ora poteva usufruire anche degli aeroporti di Sola e Fornebu. Inoltre i tedeschi si impadronirono delle linee ferroviarie, fondamentali per lo spostamento in un paese come la Norvegia, privo di grosse infrastrutture stradali. Le contromisure alleate furono inadeguate, sia in terra che in aria. La situazione per gli alleati era complicata, anche per la differenza di lingue, equipaggiamenti e armamenti fra francesi, inglesi e norvegesi, ognuno con le proprie diverse linee di rifornimento. Le forze tedesche, pur non beneficiando dell'appoggio entusiastico della popolazione, promesso da Quisling ma in realtà mai realizzato, anzi la popolazione norvegese rimase molto ostile ai tedeschi durante la guerra, erano meglio equipaggiate, addestrate ed armate di quelle avversarie. Si trattava soprattutto di unità di elite della fanteria di marina, degli Alpajäger e di fanteria leggera, con pochi paracadutisti, truppe speciali e reparti d'assalto, costituiti appositamente prelevando i migliori elementi da alcune divisioni, e potevano anche contare su un'uniformità di armamento e equipaggiamento. Le truppe alleate che tenevano le posizioni nella Norvegia centrale e meridionale, da Lillehammer, Namsos e Trondheim, vennero via via annientate o costrette alla ritirata dei tedeschi, sempre più numerosi e meglio organizzati. Nel frattempo il generale tedesco Dietl, coi suoi 2000 uomini di fanteria da montagna, riuscì a resistere alla pressione francese, inglese e norvegese, e pur perdendo temporaneamente Narvik il 28 maggio, assistette al rimbarco delle forze anglo-inglesi l'8 giugno, data in cui le operazioni si conclusero ufficialmente.